Sindaco Bitonci, parliamo del caso IRA, dell'IPAB. Mesi fa erano usciti dei dubbi in quanto ai bilanci, poi tutto è stato messo a tacere. Oggi i grillini rivendicano il fatto che loro hanno stimolato la Regione affinché facesse degli accertamenti. Qual è la sua versione dei fatti? Ma è nel loro, e lo dico anche sorridendo un po', è nel loro modo di operare. Allora, io parlo con i fatti e non con le chiacchiere. Il Comune di Padova, attraverso il sindaco, ha richiesto il commissariamento e la verifica ispettiva e ci sono le lettere, ci sono gli atti. Il governatore Zaia risponde al sindaco Bitonci dicendo che è cominciata la visita ispettiva. Quindi, ripeto, sono tutte falsità. Siamo noi che abbiamo scoperchiato il caso, adesso i grillini vogliono imputare le responsabilità a chi? A chi non ha nominato gli organi come sindaco di Padova? A chi ha effettivamente, ed è verificabile, ha verificato i bilanci e ha trovato le cose che non andavano? Io penso che sia l'ennesima falsità, però purtroppo per loro le carte cantano e le carte dimostrano che è stato il sindaco Bitonci e il governatore Zaia a iniziare la visita ispettiva che ha dato purtroppo un risultato non positivo per l'IRA.